Nicolai Gogol, Il cappotto. Se Akaki Akakivi un di queste parole per lui fatale, e se, avendole udite, ne fu sconvolto, se, insomma, ripianse la sua vita derelita. Di questo nulla si sa perché rimase per tutto quel tempo in preda al delirio e alla febbre. Continuamente gli apparivano visioni, una più strana dell'altra. Ora vedeva Petrovi e gli ordinava di farle un cappotto con delle trappole contro i ladri che credeva di avere sotto il letto. Tanto che ogni momento chiamava la Pardone perché tirasse fuori un ladro persino di sotto la coperta. Ora domandava perché davanti a lui stessa appesa la sua vecchia vestiglia, dato che lui ormai aveva un cappotto nuovo. Ora gli sembrava di stare in piedi davanti al generale, ascoltando la strapazza che si meritiva, dicendo ogni tanto: sono colpevole, vostra eccellenza. Ora, infine, bestemmiava persino, mormorando le parole più terribili, tanto che la vecchia padrona di casa da quando era nata non aveva mai udito nulla di simile. Si faceva il segno della croce, anche perché queste parole venivano subito dopo l'espressione vostra eccellenza. Poi disse cose assolutamente insensate, incomprensibili. Si capiva solo che quelle parole e quei pensieri sconcusanti ruotavano sempre intorno al cappotto. Infine il povero Akaki Akakivi spirò. Nella stanza, nelle sue cose vennero poste sotto sigillo, perché in primo luogo non c'erano eredi, e in secondo luogo da ereditare c'era ben poco, e precisamente un mazzo di penne d'oca, una risma di carta bianca protocola, tre paia di calzini, 2 o 3 bottoni staccatissimi dai pantaloni, e le vestiglie che il lettore ormai già conosce. Dio soltanto sa a chi sia andato tutto questo. Confesso che della cosa non si è interessato neppure chi ha scritto questo racconto. Portarono via Akaki Akakivi e lo seppellirono. E Pietroburgo rimase senza Akaki Akakivi, come se mai fosse esistito.